Amici di Diversamente Veneto, ben ritrovati. Eccoci qua. Dopo che abbiamo dedicato tantissime puntate al mondo dei cavalli, ho voluto fare un special per farvi rivivere questo mondo spettacolare. Siamo qua in Fiera Cavalli. Io sono Jesus Leni Gomez. Io sono Anthony Gomez. E siamo qua davanti a questo leone. Il leone del Veneto. Beh, adesso a questo punto, Anthony, sai cosa farò io? Io vado a scoprire Veneto e c'è un padiglione dove si gioca qua con i bambini, vero? Vero, quello di ieri. Quelli di ieri? Tu l'hai visto ieri? Tu vai a giocare, io vado a scoprire il mondo dei cavalli, va bene? Sì. Ci vediamo dopo, è stato un piacere, grazie. Grazie mille. Qua adesso assaggeremo delle cose meravigliose. Io ho voglia di prosecco. Partiamo la giornata, venite con me. Ah ragazzi, buongiorno Franco, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie. Buongiorno. Io vedo, ma certo, io vedo che da buoni veneti i brindisi si fa qua, vero? Stiamo bevendo un goccino di vino bianco, un prosecco, una bollicina. Possiamo offrirti qualcosa? Beh, Franco sì, ma certo. Franco, ma cos'è queste bollicine qua? Questo è un prosecco di Valdobbiadene, molto buono. Noi qui abbiamo solo prodotti veneti, ovviamente, e i vini veneti sono... E io vi ho portato eccellenti. qualcosa di diversamente veneto che sono mix. Venite. Oh. Ma qua praticamente siamo con l'associazione italiana dei sommelier del Veneto. E voi altri siete tutti veneti? Certo, Ma guarda, autoctoni. ascolta, ma che bollicina è questa qua? Questo qua è un prosecco, uno delle bollicine, degli spumanti più significativi in Italia, nel Veneto, ma in Italia e anche al mondo. Vitigno e glera e il metodo è un metodo Charmat. Adesso, visto che mi hanno prestato i sommelier, io ho una domanda da farvi, perché è una curiosità tremenda che ce li ho sempre. È molto difficile, prendere questa certificazione di sommelier, perché serve studiare. Io volevo farlo perché pensavo che serviva solo bere, invece no. Non è difficile, però bisogna studiare tanto. Ascolta, ma normalmente uno per prendere una certificazione da sommelier, quanto tempo ci vuole circa? Sono 3 corsi, circa 2 anni. Io vado a fare i brindisi con gli amici, non farò mai più il sommelier, voglio solo continuare a bere nel Veneto. Ragazzi, grazie mille, vi saluto. Al Veneto Viva il Veneto! e alle nostre eccellenze, no? Assolutamente. Cari amici di Diversamente Veneto, questo è un piccolissimo laboratorio didattico, quello che succede in tutte quelle che sono le fattorie didattiche del Veneto, perché in tutte queste fattorie didattiche che c'è in giro per il Veneto, questi bambini imparano a dare valore alla terra, imparano a dare valore a quello che amano, anche al nostro Veneto. Cari amici di Diversamente Veneto, Anthony io l'ho perso qua in giro in tutte quelle attività dedicate ai bambini che c'è in Fiera Cavalli, ma adesso io vi porto in un luogo veramente meraviglioso dove ci sono tutte le prelibatezze venete. Venite con me, venite con me. Permesso. Buongiorno a tutti. Oggi io faccio l'aiuto cuoco. Grazie. Mamma mia che profumi ragazzi. Questo profumo da Veneto, eh? Bene, vediamo qua, partiamo da... Mamma mia, io non vado più via oggi. Ma che cos'è che stai cucinando qua? Radicchio, per un risottino radicchio e monte. Ma quello è un radicchio di... Verona. di Verona? Non è quello... Qua cosa abbiamo invece? Stiamo stufando della salsiccia per fare il risotto e salsiccia oggi con la zucca. Ma in quanti siete qua cuochi a cucinare oggi più o meno? Oggi siamo 3 agrichef, un aiuto agrichef, un aiuto ai salumi. Ma che cos'è un agrichef? L'agrichef è il cuoco contadino. E il contadino che ha l'azienda agricola con l'agriturismo e che sa trasformare i suoi prodotti della sua azienda e portarli in tavola in una certa maniera. Tu sei un agrichef? Io sono un agrichef. Ah, io voglio solo mangiare le tue bontà allora. Allora, vediamo se ho imparato bene. Agrichef sono i cuochi contadini. Allora si può dire che si mangia bene perché si mangia la roba buona. So quello che mangio. Genuina. Genuina e presentata in una certa maniera nel piatto. Che meraviglia ragazzi!
Cari amici di Diversamente Veneto, come avete visto sono passata dalla cucina a un buon bicchiere di vino veronese perché stiamo bevendo un buon Valpolicella. Valpolicella. Ascolta Giuseppe, io voglio capire perché lì ho visto un sacco di agri-chef, raccontami questo concetto. Allora, l'agri-chef è un cuoco contadino che oltre a seminare, raccogliere e coltivare cucina anche e promuove i prodotti territoriali di eccellenza del Veneto. Allora Giuseppe, tu mi stai dicendo che oltre a piantare, coltivare, tutte le fatiche che si fa veramente un uomo che lavora la terra, loro diventano anche quello che cucinano. Certamente, per far conoscere i prodotti che coltivano, che producono, cucinano anche in maniera eccellente direi. Ma intanto noi brindiamo a tutti quelli che tutti i giorni sulle nostre tavole portano il buon cibo e portano avanti il duro lavoro per promuovere la nostra regione. Esattamente, le eccellenze del nostro territorio. Girando per Fieracavalli si trova di tutto, sono 120 anni di fiera, è incredibile, è qualcosa di unico, meraviglioso, offre agli appassionati del turismo quello che è il turismo equestre, ai professionisti c'è addirittura un campionato del mondo, ai bambini le fattorie didattiche. È tutto quello che uno può cercare e trova qua dentro e non per caso sono i suoi 120 anni di Fieracavalli. Beh ragazzi, io sono con Roberto, un vicentino doc, sei vicentino doc, vero? Sì, sono vicentino. E quando io parlo di territorio, quando io parlo che Fieracavalli va bene oltre il cavallo, qua siamo alle selle, ma spiegami Roberto, perché io ho girato a cavallo, sono salita, io non ho ancora capito il discorso delle selle. Allora le selle noi abbiamo molta tradizione nella nostra zona in quanto abbiamo più aziende che producono selle nella nostra vallata, nella vallata del Lagno e facciamo questo lavoro da circa 35 anni. La nostra azienda è giovane, io vengo da un'altra azienda storica del settore e da 6 anni ho messo a punto questi miei prodotti che sono dei prodotti completamente innovativi con delle peculiarità particolari per il cavaliere. Fermati perché io non capisco molto né di cavalli né di sella, ma adesso io voglio capire la particolarità di questa sella e perché è così innovativa. Sì, innovativa perché ha delle forme che sono anatomiche per il cavallo è cambiato di forma negli ultimi 20 anni, perciò ha una forma del telaio particolare e una forma di seggio di posizione che facilita la posizione del cavaliere in sella. Come si può chiamare tecnicamente questo tipo di sella? Questa è una sella d'assalto. Vediamo se ho capito, una sella dei cavalieri che fanno i salti, ma in Fieracavalli con i suoi 120 anni noi abbiamo una tappa di mondiale. Sì, abbiamo una tappa di coppa e abbiamo ogni anno qui dei cavalieri internazionali che vengono a fare questa competizione. Allora Roberto, si può dire che te come produttore Made in Italy, si può dire che porta avanti le nostre tradizioni di qualità, perché noi siamo famosi nel mondo perché sappiamo fare prodotto fatto bene, cioè, all'interno di un contesto come il mondo del cavallo a livello internazionale possono avere prodotti come questi 100% made in Veneto praticamente. Made in Veneto, made in Italy, certamente sì. Diversamente Veneto, continuiamo nelle nostre scoperte di Fieracavalli, andiamo. Roberto, grazie. Isabella Sedic, io pensavo che siamo in una sfilata di moda qua. Ah sì? Beh, più o meno viene dalla moda. È un prodotto, una casa di moda equestre che prende spunto dalla moda, dall'alta moda. Tutti i tessuti, tutti i tagli, i disegni vengono cercati, il mio team è fatto da stylist, stilista. Veniamo dalla moda, l'unica cosa sportiva che c'è è l'utilità del capo che va agli atleti che montano a cavallo. Voglio che mi spieghi dov'è che indossano questi abiti? Ora, questo capo e questo capo sono dei frac che possono usare per il dressage, le atlete o gli atleti del dressage. Oggi presentiamo il femminile, più avanti presenterò anche la versione maschile. E questo è l'equestrian style, però è un prodotto che può essere usato nel lifestyle e qui c'è la moda, quindi la signora o la signorina che ha voglia di un capo fresco e di moda lo può utilizzare anche poi uscendo la sera. I dettagli sono capi che si possono usare ovunque, cioè sia per andare a cavallo nell'equestrian style e sia quando si vuole uscire per avere qualcosa di particolare, fresco, di moda, all'avanguardia, ricercato. Le donne devono essere sempre eleganti, l'equitazione è uno sport d'elite, richiede l'eleganza e i miei capi devono vestire la donna, devono farla diventare bella.
Grazie ragazzi, avete visto cosa avete scoperto come oggi? Grazie Isabella. Beh ragazzi, 120 anni di Fiera Cavalli. Avete visto tutte queste meraviglie? Una fiera che porta il nostro territorio a livello internazionale. Ci sono delle cose incredibili, meravigliose. Però continuate a guardarci che vi regalo tutte queste immagini. Ciao! Beh ragazzi, qualcosa di eccezionale perché io vi ho parlato di selle. Siamo andati alla scoperta degli abiti nel mondo del cavallo, ma non mi sono dimenticata della cosa più importante, che il cavallo deve mangiare, ma soprattutto deve mangiare sano. E sono venuta qua in un'azienda 100% made in Italy. Loris, come stai? Piacere, bene, grazie. Ascolta, ma quello che ho visto lì, che cos'è? Sono mangimi per i cavalli, sono prodotti di varia tipologia. Partiamo dai prodotti tradizionali, quindi grano di orzo, grano di avena, grano di mais, eccetera, ai prodotti semilavorati, quindi pellettati, alla nuova frontiera dei mangimi che consistono in prodotti estrusi, ossia precotti. Ascolta, ma quanto importante è per un cavallo avere un mangime sano, principalmente quei cavalli che fanno competizioni, insomma? È fondamentale e anzitutto l'assenza di elementi contaminanti e in questo la nostra società è molto attenta. Spiegami questo, perché siccome io non conosco molto bene il mondo dei cavalli, ma amo i cavalli, spiegami, cosa significa? Significa che le materie prime che entrano nei nostri stabilimenti sono sottoposte a un controllo molto severo e quindi siamo in grado di garantire all'utilizzatore finale, al possessore di un cavallo, di avere un prodotto altamente qualificato e sano, esente da contaminanti e un prodotto che abbia un buon valore nutritivo per tutti i loro cavalli. Ecco. Ascolta, io quando giro, vieni con me, io quando giro i miei amici sanno che mi piace toccare, annusare le cose che vedo. Questo qua ad esempio, che cos'è? Queste sono quelle che si conoscono come crocchette e che vengono utilizzate molto nel pet per i piccoli animali, e Purina è l'unica azienda che ha messo in produzione dei prodotti estrusi, si chiamano estrusi, quindi precotti, e sono come le crocchette che diamo ai cani. Questa è la nuova frontiera. E qual è la differenza tra questo e un mangime tradizionale? È che questo ha un'altissima digeribilità, si parla dell'80% di digeribilità e questo fa sì che la buona parte del prodotto, una volta ingerito, venga utilizzato con efficienza dal cavallo. Mamma, ma che mondo che ho scoperto ragazzi, grazie mille, mi ha arricchito di più oggi. Ragazzi, Fiera Cavalli non è questo, perché davanti a me ho migliaia e migliaia di ragazzi. Ma perché, Ariana? Ma perché Purina pensa ai giovani in ogni termine, in ogni modo. Ieri un evento dedicato ai nostri junior team e oggi abbiamo l'opportunità di avere qui Filippo Bologni, nostro cliente, amico, insomma fa parte della nostra famiglia. Ascolta, ma il valore di Filippo per tutti questi ragazzini che hanno in media, quanti anni hanno questi ragazzini qua circa? Ma Filippo, oltre ad avere un grosso impatto dal punto di vista atletico e sportivo, è sicuramente un bravissimo ragazzo e questi giovani si ritrovano in lui, nello sport e nella limpidezza delle sue attività, quindi una figura sicuramente positiva per questi giovani. Allora io darei un messaggio ai genitori, no? Che a volte sono preoccupati con i mondi social. Nel mondo social c'è anche questo, vero? Assolutamente sì, c'è anche questo, nei social si possono trovare anche cose fatte bene e per i giovani. E per i giovani, mi raccomando amici di Diversamente Veneto, fra pochissimo vi presento anche a voi questi. Ciao! Ti aspettiamo! Tu perché sei qua? Ad accompagnare lei. Ma perché? Cosa sei venuta a fare? A vedere Filippo. E Filippo chi è? È un amazzone bravissimo. E perché piace a tutti questi ragazzi? A me piace perché rappresenta soprattutto la libertà di andare a cavallo. Cosa rappresenta? La libertà di andare a cavallo. Lo fa molto leggermente, cioè molto spensierato. Ascolta, siccome io di cavallo non ne capisco molto, raccontami perché tutti sono così innamorati di lui, oltre ad essere bravo come ragazzo, oltre ad andare bene a cavallo, oltre ad essere un campione. A te? Tu vai a cavallo? Sì. E che disciplina fai? Salto ostacoli. Allora è meglio che ti riprendo adesso perché magari fra qualche anno sarai una grande campionessa. Magari. In bocca al lupo allora. Grazie.
Buongiorno a tutti, e diciamo che ormai è da anni che spingo molto la mia immagine sui social network, cosa che mi permetto di dire praticamente faccio solo io per quanto riguarda i cavalieri italiani, o perlomeno sono l'unico che la fa con una certa perseveranza. In più, oltre ad andare a cavallo e quindi fare sport al livello più alto possibile, ho aperto un progetto musicale che si chiama Filippo Bologna Music, e quindi diciamo che produrre musica credo sia molto d'aiuto a questo fatto dei fan, perché al giorno d'oggi trovo, a mio parere, che il vero osannato dalla folla sia il cantante. Io non ho una gran voce, non canto, quindi insieme al mio amico Emanuele Aloia, che è la voce, l'artefice, il tutto dei miei testi e delle mie canzoni, siamo riusciti a creare questo che sta funzionando molto bene, incrociare le dita per il futuro. Allora Filippo, io voglio parlare d'altro, voglio parlare dei social sano, no? Perché tra l'altro tu qua, i ragazzi sono innamorati di te perché ho fatto delle domande, hanno detto perché sei bravissimo, perché sei un gran campione, ma quello che fai anche a livello sociale, qualcosa di bello, li ispira a ispirarsi a te piuttosto che fare dell'altro, delle cose brutte, no? Sì, devo dire che ricevo centinaia di messaggi al giorno dicendomi grazie a te ho ritrovato la passione per l'equitazione o comunque per lo sport sano, e questa penso che sia la più grande soddisfazione che uno come me, un giovane come me, possa ricevere. Quindi sono molto onorato di tutto questo amore, di questo affetto da parte dei miei fan, dei miei sostenitori, spero di poter continuare così in futuro, noi ci diamo da fare, non si molla mai. Amici di Diversamente Veneto, io sono qua col cappello da cocchiere giusto di Michele, sono di Val di Fassa, continuate a girare per Fiera Cavalli, un attimo di pubblicità e torniamo subito, fermi lì perché vi farò scoprire cose meravigliose, ciao! Giusto il tempo di un caffettino e siamo tornati dentro Fiera Cavalli. Andiamo a scoprire delle cose belle belle che non si sa, venite! E così girando a Fiera Cavalli ho incontrato lui, il presidente della Federazione Italiana del Turismo Equestre, giusto? Esattamente, Fite Treccante per l'esattezza. Raccontami un pochino di cosa vi occupate voi. Wow, bella domanda. La Fide Treccante è una federazione che fa parte del CONI, esiste dal 1968, oggi abbiamo 700 centri sparsi in tutta Italia e circa 28.000 tesserati. Il nostro core business è il turismo equestre, però adesso ci occupiamo anche di varie discipline agonistiche, per l'esattezza 23, che spaziano dalla doma vaquera che abbiamo dietro alle discipline western, al cross country, track, monta da lavoro. La nostra federazione si occupa, la federazione che è preposta alle attività agonistiche della doma vaquera, una specialità che... Fermo, che io voglio sapere che cos'è la doma vaquera. È un particolare tipo di monta vaquera, appunto, che si usa in Spagna, e in Italia la nostra federazione cura le gare. Abbiamo recentemente proprio firmato un accordo anche con la federazione spagnola, proprio che ci riconosce come in Italia quelli che possono mandare avanti questa disciplina. Sicuramente una disciplina molto bella da vedersi, molto elegante. Si è appena concluso il campionato italiano e stiamo aspettando le premiazioni del campionato italiano. Ragazzi, sono qua con Vernetto Maria Grazia, cioè tu, un'italiana che è qua, che ammira queste cose spagnole, raccontami cosa succede adesso e cosa succederà dopo. Allora, adesso è terminato il campionato italiano, quindi la massima categoria in Italia, però della doma vaquera. Okay. Se la sono un po' giocata, adesso sono in premiazione, vediamo chi sarà il podio con i primi tre, no? Comunque tutti buoni cavalli e bravi cavalieri, una bella gara. Okay. Ascolta Maria Grazia, ma la cosa che mi ha incantato di questi spagnoli è quando fanno dei spettacoli. Io so che dopo c'è un spettacolo, giusto? Sì, lo show iberico alle 13:30. E che cos'è questo show iberico? Lo show iberico è una rappresentazione un po' meno seria, tra virgolette, perché non è gara, però è spettacolo, sempre di alta scuola, di doma classica. Ognuno rappresenta un po' quello che più gli piace della monta che fa.
sempre nell'ambito spagnolo però ovviamente, no? Spagnolo-portoghese. Ragazzi, è finita la professione del cavallo, è talmente emozionato perché ha pensato alla sua mamma e questo cavallo è stato con lui tutta la vita. Muchas gracias por todo, è incredibile. E questo succede a Fiera Cavalli, sono queste emozioni di Diversamente Veneto. Ragazzi, noi qua siamo con José Antonio Nunes, è un collega perché anche lui è di una TV spagnola, però lui ci ha fatto insieme ai spagnoli a vivere un'emozione unica. Queremos saber por qué toda esta emoción, o qué has acontecido, porque me lloré por emoción el que sentía. Mira, la emoción viene dada por muchos años de trabajo, muchos años de esfuerzo, donde Ventura ha trabajado muchísimo con su caballo para domarlo, lo ha cuidado mucho, lo ha mimado mucho, ha pasado muchas cosas buenas, muchas cosas malas y le ha llevado a la competición. Este caballo ha estado 4 años en competición, dándole todo a su jinete, entregándole el cuerpo y el alma, y ahora llega el momento de la retirada, el momento del descanso, el momento donde el caballo ha ganado esa tranquilidad de estar suelto, de descansar, de estar, y es la manera en la que su jinete le agradece ese enorme descanso y ese enorme sacrificio che ha tenido con él. Fa piangere anche a me le sue parole. Amici, in Veneto ho sempre avuto il sorriso, qua col sorriso nel cuore ho avuto molte emozioni, perché lui ha spiegato il perché quel cavaliere piangeva. Lui ha detto che con quel cavallo cresciuto, nato, dato l'amore, l'ha fatto andare alle gare, il cavallo ha dato tutto di sé e qua con molto onore era arrivato il momento di far riposare il cavallo, e loro vivono il cavallo come la propria vita, è qualcosa veramente di forti gli spagnoli in questa disciplina, qualcosa proprio che prende il cuore e l'anima. ¿Has entendido estar correcto así? Correcto, muy correcto. Mira, mucho placer y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ciao ragazzi. Abbiamo qua un campione spagnolo, un figlio d'arte, che è tradizione perché il suo papà era un grande cavaliere. Lui è un ragazzo molto giovane ma già un grande cavaliere. Tu has entendido un poquito de mi italiano, ¿no? ¿Da cuánto tiempo que tú montas en el caballo? Pues llevo montando a caballo desde los 2 años. ¿Cuánto? Desde los 2 añitos, montando. De profesional desde que tengo 14 años. Mira, cuando has mirado a tu papá que tú eras pequeñito, que tu papá es un grande campeón también, ¿no? Hombre, claro, mi padre lo que quería desde pequeño que yo siguiera sus pasos, ¿sabes? Lo que siente dentro, la pasión mejor. Si tienes que dar un consejo para los niños o para los niños que quieren cultivar la pasión y la tradición. Hombre, pues una cosa es que hay que trabajar mucho y para mí la cosa grande es que tú coges un caballo, un potro y lo llevas a nivel Gran Premio y lo llevas tú solo, que no es decir que compras un caballo ya hecho, que ya lo que a mí me gusta es eso de que yo cojo un potro, lo domo yo y después, por ejemplo, mis clientes, mis alumnos puedan llegar a competir con los caballos que yo he domado. Podemos hablar che il primo ingrediente è il sacrificio, il lavoro duro? Claro. Ragazzi, lui ha detto una cosa bellissima, che il primo ingrediente per diventare un grande campione è il sacrificio e il duro lavoro. Ricordate questo? Eh? Pues sí. Pues sì, claro. Saludamos. Ciao. Beh ragazzi, qua Diversamente Veneto e a Fiera Cavalli per i 120 anni non smetto di stupirvi. Vi ho fatto vedere di tutto, ma la perla del nostro territorio sta qua. Sta nel Jumping Verona, dove fanno una tappa del mondiale. Io vorrei presentarvi un caro amico, Tino Vettorello. Caro Tino, come stai? Trovata? Bene, benissimo. Tino, ma siamo veramente a qualcosa di grandi. Beh, assolutamente sì, questa è la tappa del mondiale, diciamo, unica in Italia, e noi siamo qui per dare unicità alla nostra cucina veneta e del nostro territorio, con le eccellenze. Intanto mi spieghi cosa succede qua dentro, all'interno di del jumping. Beh, qui abbiamo il ring alle nostre spalle con tutti i tavoli, che tutti vedono le gare, lo spettacolo dei gare la sera, e oggi fra poco più di un'ora abbiamo la finale della Coppa del Mondo, dove noi nel frattempo presenteremo un insieme dei nostri piatti del nostro territorio veneto.
Bene, la cosa che mi piace di Tino è proprio questo, il valore che tu dai al territorio. Tu hai girato il mondo, il tuo cuore è rimasto veneto, il valore che hai dato e che dai ancora in giro in questi eventi alla nostra terra è proprio senza tempo, è una cosa incredibile. Beh, assolutamente sì, la bellezza di andare in giro per il mondo a portare la nostra cucina veneta, i nostri piatti, le nostre grandi eccellenze. Ricordiamoci che il Veneto è la prima regione d'Italia per le DOP, l'IGP, e abbiamo un territorio che cambia continuamente ogni stagione. Adesso stiamo entrando nel radicchio di Treviso, nel nostro fiore che è un'eccellenza, ma poi abbiamo gli asparagi, poi abbiamo tutto qui in Veneto, basta che cambi le stagionalità e noi in cucina ci divertiamo. Laguna veneta, pesce, cioè non ci manca nulla delle ottime carni. Basta noi scegliere. Praticamente in questi eventi mondiali e dappertutto assaggiano il Veneto, però Tino, io che sono veneta doc e le bollicine mi piacciono, andiamo a bere un bicchiere di prosecco? Direi assolutamente sì, il prosecco ormai ci accompagna ovunque, ma non solo a berlo, è uno dei grandi elementi che io adopero in cucina, soprattutto a cucinare il pesce. Beh, amici di Diversamente Veneto, Tino, io brindo alle nostre eccellenze italiane perché ospitiamo l'unica tappa del mondiale che c'è, ma brindo soprattutto alle nostre eccellenze venete e a te che li porti in giro. Grazie. Cari amici di Diversamente Veneto, non c'è luogo migliore per salutarvi che da qua, la tappa dei mondiali che ospitiamo noi nel nostro territorio. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Diversamente Veneto e spero che avete potuto godere queste meraviglie che ha potuto offrire i 120 anni di Fiera Cavalli. Ciao!